Saluti a tutti, beni torrausu. Sapovato torraio e poi tasioli aligi uno liburedo. Esti un liburedo che ha descritto Silvia Roncaglia e su titolo esti di cosa è fatta la luna in sardo e ad esseri. Sa luna, deite è fatta. E secondo satro su deite è fatta sa luna. Secondo me è fatta de pani carasau. Non sciu. È una sensazione mia che è fatta de pani carasau. Pronta così da papai. E iniziando su voi ascoltai questa storietta bellissima da meta e a quasi torrò a sapere, torrai sei noi con me e fesso impari questo traballetto e cosa fai sa luna impari, andà bene? Moi ascoltai bene questa storia e si beso fra pago. Sa luna, deita este fatta? Da è sempre is animales chi sionanta entre isos pedendusi. Deita este fatta sa luna? Su porcheddu fia convinto ca sa luna fia fatta de bulenta, ma non du podia da dimostrare, proite pariede impossibile a billompere. Una die però da cucca da un'idea pro azziare finas a sa luna, pronde a mandigare pagu pagu. Duncas narra da s'ipopotamo de azziare in sa groppera de s'elefante e a sa giraffa de azziare in sa groppera de s'ipopotamo. Pustis deo ma papicare a pizzo de sa concadua, amiga giraffa. Narra da su porcheddu. E tui as allonghiare bene bene su trugu duo, già è aici longo, cara sa luna, aici deo da pa podere tastare, e bosapo a dimostrare ca este vatta de pulenta. Is animales ca vianta curiososo, iant risposto ca eia si podia faghere, ma su porcheddu depia da battire dai giosso pagu pagu pulenta, pro da podere tastare iso spuru, alsi non casa non du podianta creere. E duncas s'ipopotamo fia daziadu in sa groppera de s'elefante, sa giraffa in sa groppera de s'ipopotamo e su porcheddu fia daziadu in sa conca de sa giraffa. Ma cando fia de incuinattu, sa luna fia ancora tesu meda. E pro non faghere sa figura de su dontu, narada. Mi se voi sbagliadu, no esse de bulenta, esse de latte, e a mie sul latte non mi piaghede. A mie mi piaghede sul latte, baula da su cane, e pusisi de are domandadu su permissu azia da pizzu de s'elefante, e da in cue s'appicca de in s'ipopotamo, pusisi in sa giraffa e infine in sa conca de su porcheddu, pro dare una linghidedda a sa luna. Ma cando fia de in cue in attu, comprende de ca sa luna fia da tesumeda ancora, ma pro non faghere sa figura de su dontu, narada. Mi se voi sbagliadu, no este vata de latte, este una banana manna manna, e a mie i bananasa non mi piaghente. A mie mi piaghente i bananasa, ia da boghinau sa Martinica, e pustisi de are domandadu su permissu, azia da pizzu de s'elefante, e da in cue s'appicca de in s'ipopotamo, pustisi in sa giraffa, azia de in sa groppera de su porcheddu, e infine in sa conca de su cane, pro si mandigare sa luna banana. Ma cando fia de in cue in attu, comprende dei sapuru ca sa luna fia troppo atteso ancora. Ma pro non faghere sa figura de sa tonta, narada. Su cane se sei sbagliadu, sa luna no est una banana, ma una vita de gasu, e a mie su gasu non mi piaga de pronudda. A mie mi piaga de su gasu, ia de schigliadu su sorighe. E pustisi de aere pregadu a s'elefante, chi si vede stuffende de dotto gustu besu in si schina, de azia dall'estru fino a sassusu e pusisi brinca de in sa mano de sa Martinica, che allonghia da su brazzo conca sa luna. Ma cando fia de in cui in attu, su sorighe puru comprende de ca sa luna fia da troppo atteso ancora. Ma pro non faghere sa figura de su tontu, narada. Si seisi sbagliato stottusu. Sa luna non si vapa da pronudda, sa luna este sa vampa de una candela. Tando s'elefante, ca non de podia prusu de tutto gustu pesu in si schina, ia disbuffadu, tontoso, abbasciainde luego de si schina mea, e che beru su chinara da su sorighe, in moi da pa istudare deo gusta vampa. Duncasa affunca da sa proboscide sua in sul lago, acciuppa da uno bello vago de abba e da sulla da forasa, in attu, contrasa sa luna. E siccome in questo momento una nube di via da passata da inantis, quindi da tutto, de questa die is animales sunt convintos ca sa luna este sa vampa de una candela e ca s'elefante, quando si inquieta e perde de sa pazienza, arreneschedi ad a istudare.
Pro cussu totu is animales ant grandu rispettu pro s'elefante. Seisi prontos per comenzare? Desi ascoltare questa storiella? E in Santos, secondo Satrus, sta luna deita è fatta. Moi si insina una cosa, in domo mia è fatta, de sicuro, de carta stagnola, da pigliesi bene? Moi si naru su chi si serbidi. Chi sei pronto a fare questo traballetto. Prima di tutto si serve un arrogo di cartoccio, di cartoncino, nieddu, possibilmente poita e meglio, poita acqua con sul rollo di carta stagnola e meglio che dei colori meda differenti. C'è una vatti rigata e una vatti liscia. A noi si serve di vatti liscia. Poi si serve di un arroghetto di carta stagnola, noi non scelto diesi, appo disegnato uno d'undo e questa è questa luna. Poi si serve di una varietà di verruso, sagolla stick, manda bene questa vinili cavuro, un pennarello tipo un'iposca a colori di vratta, a colori di argento, uno lapis bianco e poi una variga di dinareddu, va bene? Noi tengo 2 euro, 50 centesimi, 1 centesimo e 10 centesimi. Iniziamo su prima cosa, devo segai su dundu che ho disegnato in carta stagnola. Cicchendi del non da rogai meda, questo è finisce da mela come da carta stagnola, dunque devo donare attenzione, poi non da segai. Ma raccomando che non imparaisi il ferro, donai attenzione. Cadesi nunca singolesi, si vesi danno in mano. Chi non c'è delle scese, se cai bene per il suo si vedi aggiudai da un umano. Appo già spacciao, Poi capo c'è questa monedetta, poi capo di tutto di dimensioni diverse, ci punti 2 euro su che punti in mano, e esatto su che punti, rotto su del manare differenti, sono gruppiti questi del 2 centesimi. Poi da questo si serve in tipo vai i scratteresi del salona, ho usato 2 scesi che in salona ci punti scratteresi, no? E dunque da po' ottenni questo caratterizi tridimensionali imperausi su dinare di monete da questo non si serve e dopo devo poni a una parte e insomma dopo prima cosa devo piegare su dundu del carta stagnola. Chi castai bene cesti una vatti più lucida e una vatti più opaca. A me mi piace il più sa vatti opaca e insando su questa vatti lucida anzi verso 10 ci poneuso azulta e moneteddas ci pongo 2 euro i 50 e poi in un pacchetto sprazzinato ci pongo esatto, monedettas. Ci candide preni tutta la superficie della luna. Poi, facili, ci passo sa mano un pizzo, ci candide vai a avere scetti savatti esterna della moneta. Poi di gracco troppo si vede pinza su numero 5 centesimi, 2 euro, invece chi cracco scetti a parte de foras di ogni sa profondità, ma si deve sapere bene. Quindi cracco scetti in il lato su questa moneta. I 2 euro. Nessun altro in noi. Questi che punti monete da pago conto si vuole in pinzas in collai asunta.
però siccome di essere di non sprecare non mi pare di bello meda. Ecco qua, dubiesi che esti un vaghetto in risalto sa cosa, le scratterisi, e insando su moi, più sa colla stick e incollo in noi non c'è su gratteri, no però stavati. Ci gusto mia mamma barata un vaghetto in risalto, ci cade con i colla massimamente in su a parte de voras adesso dessa luna poi basta pago sa quella che serve basta scetti in noi a parte de voras tanti si incolla subito e cico de no da vonni in pizzo su de i scratterisi che ha provato con limone dedas e basta pure poi da giro cico de donare attenzione che mi serve di salati li fruliscia e in mezzo ci incollo salona ci va su ido in noi a proposito questa con lascetti e ci va da su gratteri in risalto a concassoso narius viesi come tavarra che non esti proprio diretto nota chi ha provato gusto piego sul lapis bianco e di ongo ci di donare un vago di profondità e dunque ci faccio un vago noi a pizzo e faccio a giro tutto sa luna tutto su dundu dessa luna. Poi decidete vosaltros di davai questo giro che si offende con sul lapisi grosso o finiscendo ma bieso come ti essi meglio ma dove vendi finiscendo e ci pare di lugiosa questa donna no? Biesi come te stai senti? E ve dice di aici o dove si pago più grosso forse si pago più grosso e più belliceto non dovazzo de punta e dovazzo un paghetto de ciatto di savati longa de sa punta de su colori e ci diamo profonditati e finza da luciori cavari di luciendi poi ta sa luna quando esti vrena bella vrena e luciosa meda e dunque sa ci causa de davai lugiosa c'è proprio leggenda sì e c'è proprio leggenda mi piace di bruso prolugiosa e a salvini piego su pennarello uniposca e faccio isistellas e dunque a puntineddu per umano su per pitticuso poi isistellas a burro ce ne punti mannas pitticas ci punti costellazioni però non mi pare di questo caso delle costellazioni abbastanza scetti questo puntineddu e poi vai esistellas tra noi manitedda bella lugiosa e basta anda bene gli aici e sa luna esti fatta si fragili poi è facile da vai questa è bellezza da piccata lavoro a tipo quadritello
Chi si vede ci dopo dei fai. E intanto da si saluto, si besa una tarotta, poi leggi un'altra storietta, mancai, e poi vai un altro traballo facili impari a me. Si bioso all'estero, basidetto a totus, a Sibiri.